in collaborazione con FNP CISL Udine. Sportello Pensionati, puntuali come sempre, come ogni mercoledì in diretta negli studi di Telefriuli. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti di oggi. Con noi Anna Pignata dell'FNP CISL di Palmanova e Ivano Monguzzi dell'FNP CISL di Tricesimo. Buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi. Da un po' che non ci vediamo, state bene? Certo, bene. È da prima delle ferie ancora, no? È da prima dell'estate. Sì. Luglio. Addirittura, luglio. Con me. Sì. Chissà quante cose, Anna, hai da raccontarmi, visto che manchi dai nostri studi da allora, e anche tu, Ivano. Certo, anch'io più o meno come periodo, sì, non è molto dissimile. Se non altro anche per l'Anteas, no? Sul tuo territorio. Sul quale Come sta andando bene? Direi che sta andando abbastanza bene, le cose si stanno ricordiamo muovendo. che cosa sta facendo, appunto trasporto. Che l'Anteas a Tricesimo, ma non solo a Tricesimo, ovviamente certamente. fa questo servizio per le persone che hanno problemi di trasporto, che non hanno il mezzo o che addirittura non sono in grado di muoversi da soli, per portarli a fare le visite all'ospedale o ad altre cose simili. Ed è una cosa ovviamente importante che può dare un aiuto a persone che obiettivamente hanno veramente bisogno. Quindi l'Anteas è più di altri, oserei dire, dalla parte degli ultimi, di quelli che hanno realmente una situazione di grave complicanza. Un servizio che si sta allargando sempre di più, sta no? Avete allargando, tante richieste. a Tricesimo funziona bene, ma in altre situazioni come a Lestizza, per esempio, o altre situazioni di questo tipo funziona abbastanza bene. Dobbiamo, come spesso dico, provare con le amministrazioni comunali, soprattutto dei piccoli paesi, a allargare questa cosa, a farlo. Io lo dico come battuta, ma sabato dobbiamo fare pomeriggio un servizio per una persona di Reana che perché hanno problemi non sono ancora riusciti a mettere in piedi questo servizio, quindi diciamo che abbiamo bisogno. Sarebbe importante che questa presenza fosse magari un pochino più capillare, no? Più capillare, che in ogni singolo comune. Però dipende anche da ogni singolo... Sì, le amministrazioni comunali si devono muovere, non fare solo promesse come quando ci sono le elezioni, ma cercare di mettere in pratica delle cose utili per le persone più deboli della loro amministrazione, del loro comune, certo. Ma adesso per un po' magari sentiremo meno promesse, no? Speriamo. Un pochino. Speriamo che anziché sentire promesse vedremo qualche fatto, auguriamocelo. Poi sentiremo ancora, perché poi entreremo nella nuova, anzi penso siamo già nella nuova campagna elettorale. Abbiamo le regionali in Friuli e quindi... Insomma. Ecco, fatti concreti. Fatti concreti e non solo promesse. Ecco, soprattutto per quanto riguarda alcune amministrazioni comunali dove effettivamente è richiesto questo servizio particolare che viene garantito da volontari. Da volontari, quindi da persone che si mettono a disposizione, al limite si pagano... Gratuitamente. Al limite si pagano le spese, non so, la benzina. La benzina del mezzo che viene utilizzato, ma però per il resto nessuno riceve un compenso o qualcosa del genere, è tutto assolutamente gratuito e questa è una cosa molto bella e molto utile. E quindi basta far partire la macchina, no? Basta far partire la macchina, sì. Esatto. Nel vero senso. Cosa non semplice, ma però è vero che la battuta ci sta. Ci sta. È un servizio comunque che va sì, non è solo nel comune, può andare da un posto all'altro, quindi persone che devono andare in ospedale, e quindi è un servizio utile. Ci sono altre regioni che funziona tantissimo, molto più che in Friuli l'Anteas. Assolutamente sì. Io vengo dal Veneto e l'Anteas lì, se non avessi l'Antea per la mamma, che è vecchiotta, quindi ecco, un servizio che funziona, quindi dare anche informazioni anche qua, perché è un servizio che si deve ampliare, che i sindaci si devono ascoltare per questo. Anche perché volontari a disposizione ne troviamo, ne trovate? Sì. Beh, io dico sempre, se in un comune piccolo come Tricesimo, che sono 7.500 abitanti, abbiamo trovato una quindicina di volontari, vuol dire che è possibile. Certo. La gente
è sensibile su questa cosa, però bisogna mettere a disposizione un mezzo, Sì. un minimo di organizzazione, eccetera, cosa Quindi, che si può fare. Appello che viene lanciato tutti i sindaci. in modo particolare a quelli di comunità magari un pochino più piccole. piccole. Contattate l'Anteas, che l'Anteas vi può dare qualche indicazione su come è meglio fare. Ecco, quindi voi chiedete cioè che vi venga messo a disposizione un mezzo? Un mezzo, ma ci sono vari modi, ovviamente Sì. non c'è una cosa sola. Comunque ci sono alcune volte, per esempio a Tecesimo abbiamo un mezzo sponsorizzato da attività commerciali Sì. della zona. Sì, sì, e quindi che non costa, il mezzo non costa, viene dato in questo modo, incomodato, gratuito, e quindi è possibile poi avviare, l'amministrazione comunale aiuta in termini economici, eccetera. Sì, sì, quindi l'importante è riuscire a creare questa sorta di gruppo, questa sorta di rete per riuscire a rendere praticamente partecipe la comunità di un servizio che si sta rivelando molto importante. Utile, importante, sì. Assolutamente. Io partirei per entrare nel vivo della trasmissione, a parte che era importante evidenziare anche questo servizio, certo. Ricordare che c'è questo servizio e appunto informare i telespettatori che questo servizio sta crescendo ed è un peccato che stia crescendo solo in determinate zone, cioè da augurarsi che a breve si allarghi la possibilità per tanti cittadini di poter usufruire di questo servizio che ricordiamo essere gratuito. Parliamo di novità per quanto riguarda le pensioni, riconoscimenti e in questo caso del periodo di maternità. Sì, stiamo parlando di chi ha cominciato a lavorare dopo il 95, quindi dopo la riforma delle pensioni, quindi col 96, e alle madri lavoratrici che hanno avuto i figli, quindi per un figlio a 60 anni, quando dovrà andare in pensione, viene riconosciuto 4 mesi di anticipo per un figlio, per 2 figli 8 mesi, per 3 figli in più sono un anno prima di anticipo della pensione. Questo qua è fatto per il discorso del 96, quando è partito il sistema solo contributivo, quindi chi ha solo il sistema contributivo dopo il 95 la riforma, e quindi possono usufruire, a 67 anni può uscire con un figlio 4 mesi prima, con 2 figli 8 mesi prima e con più di 3 figli un anno prima di anticipo. Questo vale solo per chi lavora, chi non usufruisce del progetto donna. Progetto donna rimangono i 35 anni di contributi, i 58 anni d'età. Questa è una cosa utile, capisco, perché chi usciva prima col sistema misto magari aveva la pensione un pochino più alta. Questo è un aiuto per chi ha cominciato a lavorare dopo il 96 in pratica. Sì, però insomma ci sono tante donne che hanno avuto figli e che si trovano col sistema misto, magari non dico un riconoscimento analogo, ma almeno un riconoscimento non starebbe per niente male a questo punto. Magari dai un pochino di più a chi è stato assunto dopo il 96, ma riconosci anche a quelli che sono a lavorare da prima del 96. Sì, io qui potremmo provare a dare questo suggerimento. Oppure, sì, perché io sto lanciando... No, è una cosa su cui quale si può ragionare. Sono proprio escluse le lavoratrici in possesso di anzianità contributiva antecedente al 96. Sono escluse da questo. Sì. Non mi sembra molto, non mi sembra a meno molto che, a meno che al sì. momento della pensione optano per il discorso del solo contributivo, però lì è una questione di calcoli e bisogna vedere, perché insomma se si deve rimettere, lavorare 4 mesi di meno e rimetterci in pensione, e quindi nel coso della pensione uno ci pensa prima di accettare i 4 mesi. Però quel minimo di riconoscimento, quel minimo di riconoscimento a tutte le donne che avendo figli hanno continuato a lavorare, certo, appunto, e che hanno cominciato a lavorare prima del 96, magari Proveremo a dire ai vertici della nostra organizzazione se è possibile ancora nella prossima incontro col
nuovo col nuovo governo di affrontare anche questo argomento perché, sì, piccolo, ma che però è vero che tocca le sensibilità. non è tanto ecco, piccolo, diciamo perché... no, piccolo intendo dire rispetto magari a tanti altri problemi grandi certo, che avremo. Però è una sensibilità, secondi me... nei confronti delle che può- donne lavoratrici, certo, delle mamme certo, lavoratrici. Assolutamente sì, assolutamente sì. Per conto mio, importante. Che dopo uno ne usufruisca va bene, e se uno non ne usufruisce, ma perlomeno sa ma che magari c'è. ecco chi ha cominciato nel 95, quindi a un anno le conviene fare il discorso tutto contributivo, perché un anno Perché magari un anno- anche Per anticipare. anticipare quei 4 mesi, perché la differenza sarà minima. Sì, sì, la e chi differenza. ha più anni, questo è il problema, che valuta prima di decidere di anticipare la pensione. Beh, insomma, almeno qualcosa si muove, no? Certo. Eppur si muove. Qualcosa di Qualcuno riconoscimento diceva- a queste mamme, Ecco. piano piano speriamo. Piano che- piano, qualcosina si sta sta muovendo. Ma muovendo. questo è deciso? Oppure è un'idea che è in cantiere, che è lì per essere approvata? Possono anticipare, quindi è E quindi approvato. ormai Sì, sì, è c'è, approvato. il provvedimento c'è. C'è. Parliamo anche del bonus 150, no? Che è Sì. contro il caro vita. È l'una tanto per il discorso dell'energia, per l'aumento dell'energia. Questo si chiama un bonus caro vita bis, oltre i 200 euro che sono stati dati. I 200 euro stiamo raccogliendo, adesso abbiamo finito a raccogliere i nominativi delle badanti, quindi li stanno elaborando, entro il 30 settembre verranno pagati a novembre. Quindi perché bisogna spiegare, io ho ogni giorno badante, ma io ho fatto la domanda prima della mia amica, la mia amica l'ha avuto, ho detto guarda, il tempo di raccogliere le domande fino al 30 di settembre, poi l'INPS, comunque l'INPS risponde se è tutto a posto, quindi tenete buono quel messaggino, tenete buono quella carta che vi manda l'INPS, che è stato approvato, quindi con novembre cominceranno a pagare i 200 euro. Però allora, nel stesso tempo il governo ha varato anche per il mese di novembre verrà dato 150 euro in più, sempre per il discorso del caro vita. E questo prevede, prima erano i 200 euro venivano dati a chi era sotto i 35.000 euro. 35.000 euro all'anno di stipendio, di pensione. Adesso chi rimane sotto i 20.000 euro di pensione. Ecco, una domanda. Pensione, stipendio. Ecco, chi ha avuto i 200 euro con una pensione o uno stipendio che prima era, cioè che già era sotto i 20.000 euro, Sì. può richiedere adesso anche i 150 euro? Sì, chi è sotto i 20.000, sì. Chi è sopra i 20.000 non ha più... È aggiuntivo. È aggiuntivo, sì. Quindi... E non è esclusa alcuna categoria? No, assolutamente, come era prima, i lavoratori dipendenti, Sì. sia pubblico impiego che privato, l'importante è che non superino lo stipendio lordo di 1.538 e questi verrà... E facendo riferimento chiaramente allo stipendio del 2021. Perfetto, bene. Ecco, questo era per chiarire un po' Le dinamiche, sì. per chiarire le idee, perché c'è ancora qualcuno che sta facendo confusione, che magari non ha ricevuto, che adesso deve chiedere anche per i 150 euro. E comunque è automatico i 150 euro? È automatico. Non occorre fare richiesta? No, perché noi non abbiamo... Sì, non abbiamo quello di come c'era prima, tipo le badanti che facevano la domanda, adesso deve essere automatico, presumo che si riguardano anche per le badanti ai dati che sono stati inviati prima e quindi si hanno diritto. Per le partite IVA? Anche per le partite IVA. Cioè che devono fare richiesta però loro, le partite IVA devono fare sì. richiesta. Allora ti lascio controllare bene per non dare notizie fuorvianti. Sì. E intanto ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante e vi ricordo che da questo momento in poi potete cominciare a telefonare 0432 5735 17, quindi questo è il numero per le telefonate, lo ripeto ogni volta, e invece il numero di cellulare è solo per gli SMS ed è il 351 570 5687. Rimanete con noi, ci vediamo fra poco.
Ecco, chiedo scusa ai nostri telespettatori, sto parlando con una persona che ci ha chiamato sul cellulare. Ecco, signora, le conviene fare lo 0432 57 3517 e così la possiamo sentire. Col cellulare non riusciamo a far sentire anche a chi ci segue da casa la sua voce. Va bene? Attendiamo la sua chiamata in diretta, grazie. Eccoci qua, abbiamo una telefonata pronta. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera. Non c'è nessuno? È caduta la linea? È caduta la linea. Allora, stavamo dicendo, stavamo parlando perché intanto sono arrivati anche dei messaggi, però prima volevo concludere il discorso che abbiamo cominciato sulla questione del bonus dei 150. Quindi chi ha avuto il bonus di 200 euro, che già quando era destinato a chi aveva una pensione o uno stipendio inferiore ai 35.000 euro all'anno, però aveva già inferiore ai 20.000 euro, può avere anche il bonus. Ecco. Quindi lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, coltivatori diretti, professionisti con partita IVA iscritta alla gestione separata dell'INPS e quindi professionisti iscritti agli ordini e ai collegi, condizioni che nel 2021 non abbiano preso più di 20.000 euro. L'importante è che rimangano sotto i 20.000 euro e quindi hanno diritto ai 150 euro. Scusatemi, ma sì, è peccato perché perdiamo telespettatori che vogliono parlare. Sì, pronti, siamo in diretta in trasmissione, però con questo telefono, a questo telefono si possono mandare solo SMS. Preghiamo di chiamare lo 0432 5735 17 per parlare direttamente con noi in trasmissione, va bene? Grazie. Allora, sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronti? Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, buonasera allo studio, a tutti voi, siete molto bravi, complimenti. Io sono una signora della zona qui e ho il piacere di parlare con voi. Sì. Volevo chiedere alcune cose. Sì, prego signora, la sentiamo. Io ho fatto la domanda diverse volte per l'invalidità. Sì. E mi hanno dato il 100% grave, però io volevo che mi dessero un appoggio anche di qualche soldino, perché io non ce la faccio a stare da sola, perché sono sola, non ho figli, non ho nipoti, non ho nessuno e purtroppo ho avuto grossi problemi di salute. E mi hanno detto che ogni volta mi mandano la risposta e mettono sempre il 100% grave, però è così, nessuno mi dà niente. Ho capito, Allora, le dicono detto che è grave, però la commissione... Sì, non mi danno niente. Allora, mi hanno insegnato, non so se è vero o no, comunque per questo tengo a parlare con voi, perché mi hanno chiesto che deve fare la richiesta, la domanda il mio medico di famiglia. Sì. Cioè deve fare la domanda non solo dei problemi di salute di questa persona, ma scrivere che ha bisogno, ad esempio, di una invalidità civile e di una persona che deve vivere. Questo non so se è vero, però... no, perché per avere i 400, sì, no, per 500, l'accompagnatoria. Però sì. l'accompagnatoria purtroppo, anche se io capisco la signora, però che è da non è sola. cosa semplice. Io potrei dire che anche con i servizi che facciamo io ho riscontrato che c'è una persona in carrozzina da sola che però siccome riesce a cavarsela in casa comunque col mezzo non gli danno, e non solo, ma il medico di base non gli fa perché occorre, senza certificato del medico di base è impossibile iniziare qualsiasi pratica, non gli fa la certificazione. Lei signora dove è stata a fare la domanda di invalidità? No, l'ho fatto lì da voi. Da voi qui dove? Targento,
qui a Tarcento. Non ho capito. A Tarcento? A Tarcento. Sì, l'ho fatta diverse volte ancora, e sempre quella, esce fuori sempre quella. La risposta, insomma. Bisognerebbe valutare se c'è una situazione di aggravamento e provare a Ritentare, ripresentare. signora, io Questa ritenterei. non vedo altre Sì, perché come si possibilità. fa? La signora sola che ha bisogno di... non ha una pensione magari adeguata, non riesce a... Perché se la Che strumenti ci sono per le persone come la signora? Altri, non c'è, purtroppo diciamo che l'accompagnatoria ha la funzione per come è stata creata per una persona che assolutamente non è in grado di svolgere le funzioni, chiamiamole minime, essenziali per lavarsi. della giornata. E lei ha bisogno di una persona che l'aiuti, signora, a fare le abluzioni? E allora... Perché, signora, io ho il fisioterapista a casa che devo pagarlo e che una signora che viene a vedere un po' di me, a mettere a posto la casa, a sistemare un po', tenendo conto che io ho fatto 2 mesi e mezzo di ospedale. Signora, deve solo che ritentare, torni a parlare col suo medico, torni a Tarcento dove è stata. E spieghi bene quella che è la situazione. È che quando vedono che la signora si presenta da sola e quindi dicono è in grado di, bisognerebbe... Soprattutto la commissione ovviamente valuta queste cose. Io ho parlato bene con la commissione, ad esempio io sono andata lì da loro col taxi perché non avevo nessuno che mi portasse. La mia situazione è una situazione un po' particolare, anche se mi presento un po' bene, cerco di tenermi pulita. Ma lei fa bene perché le persone devono sempre cercare di tenersi in un certo modo. Lei fa benissimo. È che quando uno si tiene bene inganna, perché la commissione che la vede dice ma questa signora e non si rende conto che effettivamente lei ha delle grosse problematiche. Sa cosa le facciamo? Sa cosa possiamo fare? Tu sei dell'FNP di Tricesimo, ma anche la signora è andata a Tarcento. Ti fai lasciare il numero di telefono e la contatti e vedi se si può fare qualcosa. Direi che è una buona cosa. È una buona cosa. Lascia il numero di telefono, lei poi lasci il io suo lunedì numero. vedo lunedì o prima, adesso vediamo come è possibile, la richiamo per capire meglio il problema e vedere meglio come affrontarlo. Va bene, signora. Perché io ho difficoltà, non ho nessuno che mi porta, perché non ho la macchina. Ecco, guardi, lei adesso stacchiamo la telefonata, lasci il suo numero e Ivano la chiama, va bene? Sì, ho già lasciato il numero lì, grazie. Grazie signora. Mille complimenti a tutti voi. Grazie signora. Grazie. Auguri. Signora. Sono situazioni sono particolari e quando uno effettivamente a vivere da solo, cosa deve fare? Deve cercare appunto di tenersi in forza il più possibile, no? Esatto. Ma tenersi bene, perché è la prima cosa, tenersi bene, tenersi curati. Sì, insomma, c'è stato ovviamente in questa situazione tendono anche a essere un pochettino più, come dire, stretti rispetto alla concessione dell'accompagnatorio. Sì, ma cosa devi farti mostrare dalla commissione? Che sei distrutto, che non riesci a fare questo, che... E invece uno tende sempre a far vedere... Io ho visto tante pratiche dove viene riconosciuto il 100% di invalidità, però nel momento in cui la persona in casa si muove tranquillamente da sola, anche magari aiutandosi con qualcosa, non danno... Ho visto che è stata in ospedale 2 mesi, che ha bisogno di... Le patologie mi immagino che siano aumentate. Sì, poi l'ha riconosciuta al 100%. Il medico di base dovrebbe anche a questo punto vedere e fare l'aggravamento. Quindi rivedere la... E comunque adesso vediamo perché Ivano si interessa. Vediamo un po' di messaggio. Ho partecipato al contratto d'espansione all'Automotive di Tolmezzo. A luglio non avevo stipendio, reddito inferiore a 35.000. Ora percepisco assegno da INPS da luglio, ma non ho preso i 200 euro né sull'ultimo stipendio di giugno né sull'assegno dell'INPS. Come posso fare per recuperarlo?
Lui non aveva datore di lavoro al mese di luglio, sì. quindi, però risulta disoccupato. Se il signore è disoccupato dovrebbe telefonare all'INPS per vedere, perché è disoccupato dal 1° luglio, la disoccupazione. Sì, Quindi adesso dovrebbe rivolgersi... vediamo. A luglio non avevo stipendio. Non aveva stipendio, se non era disoccupato... Secondo me se lavora in automotive vuol dire, suppongo che abiti Ha vicino partecipato al contratto d'espansione Sì, sì. all'automotive No, di è Tolmezzo. probabile che abiti vicino a Tolmezzo, ma alla CISL a Tolmezzo si può tranquillamente avere certo. le informazioni necessarie e al limite c'è il patronato che ha la sede centrale anche lì a Tolmezzo che quindi può fargli iniziare qualsiasi tipo di pratica per il recupero dei soldi 200 che euro. non ha percepito. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Sì, buonasera, sono Nicoletta di Udine. Buonasera. Volevo chiedere gentilmente un'informazione. Mio padre percepisce una pensione di 750 euro mensili. Volevo capire cosa cambierà. Ecco, lei ci ha mandato anche un messaggio, signora, perché Sì. per una pensione di 750 netti mensili cosa cambierà? È il suo questo messaggio? Sì, è mio. Ecco, sì. benissimo, perché l'avremmo letto proprio adesso, quindi che cosa cambierà? Diciamo che dal 1° di ottobre noi, dopo una lunga, perché sembra che non sono regali, ma lunghe trattative che CGIL, CISL e UIL hanno fatto col governo precedente, siamo riusciti a ottenere che dal 1° di ottobre ci sia la rivalutazione delle pensioni anticipata e quindi anziché da gennaio dal 1° di ottobre. Per quanto riguarda l'aumento che potrà percepire, diciamo che saremo intorno ai 20-21 euro come aumento, perché è il 2% di rivalutazione che viene dato subito, in questo caso per una pensione di quella dimensione, sarà circa una cifra di questo tipo, 20-21 euro, poi a secondo perché è il 2% di rivalutazione. Sì, quindi tutto questo... Oltre a quello che spiegava prima Anna, dei 150 euro, una tantum che percepirà sicuramente avendo una pensione così bassa. Oh, va bene, va bene. Grazie mille, Va volevo bene, salutare signora. anche la signora Anna Pignatta. Grazie. Ecco, vedi. Ecco. Ecco. Ti conosce? Ti conosce? Sì, eravamo colleghe, sì. Nicoletta, ha detto di chiamarsi Nicoletta. Nicoletta, sì. Grazie. Fa in mente locale, è già presente il volto. Bene. Sì, sicuramente. Grazie mille. Grazie signora Nicoletta. Buonasera, Grazie signora Nicoletta per aver chiamato. E ci facciamo una piccola pausa. Eccoci nuovamente in studio, sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Io mi chiamo Ornella e ho lavorato negli anni 70 fino all'88 come sociosanitario in ospedale e poi ho usufruito della pensione baby. Al tempo avevano bloccato la contingenza e con la promessa che all'età di 67 anni avrebbero sbloccato questo. Io mi sono informata, adesso ne ho 69 e lì al CAF non mi è mai dato una risposta, ha detto che non avevamo più diritto e io sono sempre con questo cruccio perché comunque era stata congelata e dopo non ho più usufruito di nulla. Grazie. Anna sicuramente sa. No, guarda, lei ha lavorato 19 anni, 6 mesi e un giorno, quindi è andata in pensione con la pensione baby. Sì, e quindi non ho sì, capito poi la sua ho pensione. fatto l'aggiunta e risulta 22 anni, 23. Sì, vabbè. Quindi la sua pensione non ho capito, è congelata, mi ha detto? No, io ho percepito subito la pensione anche adesso, però la contingenza le manca. Sì? Ecco, era stata bloccata con la promessa che all'età di 67 anni avrebbero sbloccato e noi ci davano quello che dovevano darci.
ma non ho mai visto niente. Ho chiesto al CAF quando si fa il 730, non mi hanno saputo dare risposta. Al CAF no, per quanto riguarda dipendente pubblica era lei. Ospedale. Doveva andare, sì, in ospedale, doveva andare al nostro patronato, solo a Udine, perché chi si occupa di pubblico impiego c'è una persona sola a Udine. Magari chiedere un appuntamento. C'è un discorso che, guarda, ultimamente mi è successo allo sportello a Cervignano, un signore che dopo essere andato in pensione con una pensione baby pubblico aveva fatto un doppio lavoro e aveva fatto la richiesta della rivalutazione della pensione e gli ha risposto che la deve fare dopo i 70 anni, quindi non lo so, quindi le conviene a sto punto venire al nostro patronato a Udine però. E dov'è il vostro patronato? In via Ciccone. In via Ciccone 16. Ah, sì, ecco, sì, alla prima rampa, se no telefona e prende un appuntamento, perché anche noi operatori che siamo a Palmanova riusciamo a prendere gli appuntamenti. Si chiama, il numero è 0432 24 64 81 82 finale. E chiede, specifica dipendente pubblico, e chiede un appuntamento per vedere la rivalutazione. Vediamo se sì, la ringrazio. Di niente, si figuri. Buonasera, arrivederci. Buonasera. Va bene, grazie, buonasera, grazie per aver chiamato. Vediamo, perché ci sono altri messaggi e nel frattempo è arrivata un'altra telefonata sul cellulare, vi ho detto, sul cellulare. Io posso rispondervi qui, così, ma in televisione non si sente, non esce, non riusciamo a mettere in onda la vostra chiamata. Possiamo mettere in onda le vostre chiamate solo col numero fisso. Sono in pensione, mia moglie, 62 anni, ha smesso di lavorare il 1° settembre con 1060 versamenti. Posso chiedere l'assegno per moglie a carico? Se sì, a quanto ammonterà più o meno? Ecco, ci aveva già scritto, perché qui ho conservato, aveva già scritto: volevo chiedere se per mia moglie ad aprile, questo messaggio ancora di aprile, cioè un messaggio precedente, volevo chiedere se per mia moglie che ha 19 anni e 6 mesi di versamenti conviene farsi licenziare, non hanno lavoro, o licenziarsi e pagare i contributi volontari per arrivare a 1040 versamenti. Ecco, adesso qui che cosa rispondiamo? Perché ha smesso di lavorare il 1° settembre. Per esempio, farsi licenziare era meglio di no, perché poteva trovare, anche se la licenziavano con la disoccupazione, sarebbe riuscita comunque a raggiungere il requisito. Di contributi settimanali. Questo sicuramente, se no adesso non può che pagare i contributi volontari per arrivare ad avere i 20, e poi però a 67 anni... Adesso ne ha 62 e quindi può percepire il marito marito gli assegni familiari. Sì, se non ha nessun, può prendere gli assegni familiari rivolgendosi ai nostri sportelli per la domanda degli assegni familiari. È difficile fare una previsione. No, previsione non, perché dobbiamo vedere sulla sua pensione, se non è, bisogna quantificarlo, il conteggio lo fanno al patronato, perché... Sì, quindi telefonare al patronato, fissare un appuntamento per chiedere l'assegno unico. a questo punto non possiamo fare altro che chiudere i messaggi, ce ne sono ancora un paio, magari li vedremo la prossima settimana, perché siamo ormai vicini alla chiusura della trasmissione. Quindi dovevi aggiungere ancora qualcosa? Ma il discorso sui 150 euro si riferiscono a chi ha pagato le tasse, l'IRPEF l'anno scorso, ed è rimasto sotto i 20.000 euro. Poi ci sono i lavoratori autonomi occasionali, gli incarichi, i venditori di vendita a domicilio, scusate, i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo. Quindi l'importante è che abbiano pagato le tasse lo scorso anno e quindi hanno diritto, rimasti sotto i 20.000 euro, hanno diritto ai 150 euro. Ecco, velocemente, sono Rossella, lavoro come dipendente domestica, ho presentato domanda di bonus 200 euro il 25 luglio, mi è stata respinta perché non riconducibile al lavoro domestico. Ho fatto ricorso tramite sindacato in data 9 settembre. Se mi viene respinta di nuovo, posso fare di nuovo ricorso oppure no, visto i termini in scadenza? Ditemi subito solo sì o no, dobbiamo chiudere. L'INPS risponde subito, come elabora il documento risponde subito, quindi...
Quindi deve rifare aspettare ricorso. un momentino, Bene. ma vedo che stanno già rispondendo quelli di metà settembre, stanno già rispondendo. Ecco, magari signora Rossella la prossima settimana ci telefona così vediamo come evolve la situazione. Grazie a Anna Pignatta, FNP di Palmanova, grazie a Gano Monguzzi, FNP CISL di Tricesimo. Continuano ad arrivare telefonate. Questo è il mio. Ecco, bene, non è questo. Grazie, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.